Bentornati al nuovo video. L'anticiclone nel corso di questo weekend ha portato tanto sole, qualche velatura sul nord Italia, tranne venerdì quando abbiamo avuto la formazione di qualche temporale, qualche locale rovescio sulle aree prealpine e pedemontane venete, proprio rapidi, veloci. Nel corso dei giorni successivi, tra lunedì e martedì, dopo una pausa anticiclonica, arriva finalmente un po' di pioggia con la discesa di un vortice nord atlantico. Temperature che saranno ancora leggermente sopra la media, ma caleranno con l'arrivo della perturbazione del fronte anche temporalesco che riuscirà a portare precipitazioni e un calo delle temperature. Martedì in modo particolare durante la mattinata assisteremo a qualche pioggia soprattutto su prealpi e pedemontane, poi nel corso dei giorni successivi tale rapida perturbazione andrà a garantire il rinforzo dell'anticiclone di origine africana. Infatti, come notiamo dalla grafica, da mercoledì in poi correnti fredde polari che hanno portato un calo termico e temperature leggermente sotto la media andranno allontanandosi verso est, garantendo poi il rinforzo dell'anticiclone di origine africana. Infatti notiamo dalla grafica come da venerdì 17 le temperature si rialzeranno in modo notevole al centro-sud, mentre sul nord Italia e il Veneto rimarranno leggermente sopra la media con un clima tipicamente primaverile e stabilità atmosferica. Successivamente, per il prossimo weekend, nel periodo tra il 19 e il 20 si sblocca la situazione con il ritorno di piogge più frequenti e possibili discese perturbate dall'Atlantico. Avremo modo di riparlarne, intanto vivremo una settimana con clima tipicamente primaverile e qualche pioggia nella giornata di martedì. Rimanete come sempre aggiornati consultando i prossimi video.